Eccoci, dovremmo avere in collegamento Massimo Fiorese, portavoce regionale del trasporto persone NCC Bus CNA Fita Veneto. Non so se però in realtà mi sente, proviamo. Sì, la sento perfettamente. Oh, perfetto, adesso la sento anch'io, prima facevo un po' fatica. Allora, parliamo della situazione del vostro comparto. Avete chiesto che l'aumento del coefficiente di riempimento all'80% valga anche per autobus turistici, taxi e NCC Auto. Sì, abbiamo presentato un'istanza come Fita CNA almeno per fare un attimo di chiarezza, perché a quanto sembra è stato aumentato il coefficiente per il trasporto pubblico, ma non è ben chiaro se quella regola vale anche per gli NCC, gli autobus da turismo e tutti gli altri mezzi che non fanno trasporto pubblico. Dovremmo sapere qualcosa nei primi giorni della settimana e sappiamo che si è attivata anche la conferenza Stato-Regioni nella stessa direzione, insomma. E quindi insomma c'è poca chiarezza intanto per cominciare, questo è il problema principale in questo momento. Ma allora, per quanto riguarda la capienza, ci sono state troppe norme che si sono accavallate e qualche termine che ha creato confusione, come trasporto pubblico, servizio a conto terzi, insomma va più che altro va chiarito, insomma, ecco. Però ripeto, dovrebbe essere questione di qualche giorno e poi almeno almeno questa questione dovrebbe essere risolta. Poi lei diceva anche che tra l'altro c'è il problema che molti autobus turistici adesso sono anche fermi perché mancano gli autisti. Beh, allora, i problemi che si sono evidenziati in questo periodo sono diversi. Adesso gli autobus sono fermi perché c'è ancora appunto un po' di confusione sul numero di passeggeri che si possono trasportare, c'è la ripartenza lenta degli aeroporti più che altro con passeggeri diciamo individuali, non ci sono gruppi. Poi c'è il problema delle navi da crociera a Venezia e la divergenza sulla collocazione, e questo è uno dei problemi che abbiamo. In questo periodo ce ne sono anche altri, come la concorrenza di molte aziende del sud che godono di personale decontribuito per effetto delle recenti norme e che poi portano a lavorare in distacco o in trasferta nella nostra regione, ottenendo così anche un ulteriore risparmio del costo del lavoro. Questo fenomeno riguarda più che altro i contratti continuativi come i servizi scolastici, sostitutivi ferroviari o i subaffidamenti di trasporto pubblico. Ed infine abbiamo il problema del personale, perché in questo periodo molti autisti hanno cambiato lavoro, sono andati in particolare a fare i camionisti e trasportare merci anziché persone, insomma. Ma c'è richiesta oppure non vi sono ancora molte richieste per gli spostamenti di gruppo? Allora, qualcosa si muove, più che altro ci sono preventivi per settembre e ottobre. Ecco, questo è quello che notiamo. Qualche piccolo timido segnale c'è, qualcosa si sta muovendo, però è più che altro dovuto alla speranza che insomma, si torni alla normalità. Quindi non si può parlare ancora per il vostro settore di ripartenza? No, assolutamente, però insomma siamo fiduciosi che da settembre qualcosina si muova, insomma. È ancora un periodo complesso, continua la complessità della pandemia, del periodo legato alla pandemia? Un po' tutta la filiera legata al turismo soffre. Immediati. E ci sono delle zone, delle città invece che sembrano andare un po' più veloci, ripartire un po' di più in Veneto oppure? No, assolutamente, cioè diciamo che per quanto riguarda il trasporto turistico un po' tutto il Veneto soffre delle stesse problematiche. Nemmeno il lago di Garda o non lo so, il mare? Guardi, allora stiamo assistendo a un ritorno degli stranieri, perché anche Venezia, il lago di Garda
e c'è un certo afflusso, però come dicevo prima sono più che altro piccoli gruppi o sono individuali, la coppia, i 4 amici, ma non c'è il pullman di tedeschi che viene sul lago di Garda, quello ancora manca, ancora non c'è. Perciò almeno dite chiediamo di poter portare il coefficiente di riempimento all'80%, insomma. Questa è la richiesta del vostro comparto. A quantomeno di togliere le ambiguità, gli equivoci e le confusioni, insomma, questo è il primo presupposto. Se non è chiaro quanta gente si può portare, c'è anche la mancanza, oltre che di chiarezza, da parte dei tour operator, anche di prendersi delle responsabilità, perché nessuno... Insomma, perché non c'è niente, non ci sono punti fermi, ecco, mettiamola così, quindi sta un attimo adesso al legislatore cercare di mettere un po' di chiarezza in tutte quelle norme che sono succedute. Va bene, grazie Massimo Fiorese, allora tutto chiaro, grazie per il suo intervento al TG Veneto e le auguro buon pomeriggio, arrivederci. Grazie a voi per l'attenzione di nuovo. E noi andiamo sul Gazzettino.it per darvi